Bene raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, Monaco e Montreal, due gare dove dobbiamo rimontare assolutamente. E l'inizio è positivo perché partiamo in terza posizione, Raikkonen, bella pole, forse la prima in carriera, poi le due Williams e le Ferrari attardate con addirittura Barrichello, tredicesimo. E godo raga, godo, ti prego no pioggia, godo. Vai, March in and build some vai revs. raga, deve iniziare la nostra remontata. Clutch out, we're green. Bisogna stare attenti alla tenuta perché la macchina tende a consumare velocemente le gomme. Bisogna stare attenti con gli incidenti, ragazzi. Sappiamo che è durissima. Sorpassi a Monaco, sono duri. Raikkonen vuole già scappare via. Kimi. Intanto devo pigliarmi Ralph. Benissimo, Ralph è mio. Second place, you're in second place. E Ralph è già mio, Ralph è già mio. Monaco sta diventando un terreno di caccia esclusivo per il veneziano. Juan Pablo Cube. E dopo c'è Monreal. Devo fare due vittorie. Questo è l'obiettivo per tornare in corsa per un mondiale che costruttori sembra già quasi in bilico, piloti anche. Attenzione. You're leading the pack, P1. Qua si vede il tre volte campione del mondo veneziano. E adesso devi fare 10 giri da maestro, sperando di non avere problemi alla macchina, ovviamente. Adesso dimostrare che il Kume è il più grande pilota della storia della FF1. 3 mondiali vinti. Come Shumi. 3-3. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Se non faccio cagate, soprattutto se non ho problemi tecnici, posso riaprire qualcosa. Quello che mi fa più paura sono i problemi tecnici a Monte Carlo. Ho fatto anche due belle vittorie, solo che in questo mondiale con il nuovo sistema di punti si premiano più i piazzati che le vittorie. Beh, vincere il primo anno in Williams, togliendo il primo anno vabbè, che ho fatto da rookie, sarebbe un sogno incredibile. Ma siamo molto lontani per il momento da questo sogno. Tensione altissima Monte Carlo, ha fatto grandi imprese veneziane, anche grosse cadute. Il Cume è a caccia. Boom. Good job. That was the fastest lap of the race Però il so far. fastest di Kimi. Perché non siamo all'ultimo giro con le Ferrari fuori da tutto. O quasi. Dai. Infatti se parlo poco ragazzi, ma ci giochiamo tanto, fioi. Su GP4 è così, ogni curva può essere il ritiro. Stiamo amministrando. Certo, sul giro secco non stiamo andando bene per il momento. Boom. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Schumi settimo, Barrichello dodicesimo.
Ai box Verstappen, problemi probabilmente per Ios. Logicamente a Monte Carlo stiamo trovando velocità. Non avevamo messi bene anche in altre gare. Mamma mia. Manca ancora Good job. un'eternità. That was the fastest lap of the race so far. Fastest di Juan Pablo Cume. Ti prego, Cume, non tradire e macchina non tradirmi. Tanto yellow flag, yellow flag. Fisichella. Problemi. Sta volando Juan Pablo Cume. Il Cume a caccia. Non si sa di cosa, ma a caccia. Boom. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Stiamo gestire bene. Ok. Buono, per il momento gara perfetta, bisogna pregare. Sono Eddie Irvine. Molto bene. Ok. Manca ancora troppo però. Barrichello 11esimo, attenzione a Rubigno. Ripeto, è impossibile a Monte Carlo su GP4 commentare. È una delle cose più atroci del mondo, anche se abbiamo un vantaggio devastante, ma ho paura. Sapete la difficoltà di GP4. Il Cume è a caccia. Occhio. Bene. Just 3 laps to go now. 3 laps. Relapse, relapse.
10 secondi. Non sembra vero, sembra un'altra Williams. Ma è anche un altro Juan Pablo Cume. No! Mamma mia, visto? Ecco. Avete visto, insomma. Grazie. Posso prendermela comoda, Cume, non far cappelle. Siamo superiori in sta gara. E dopo c'è Montreal. 2 gare favorevolissime, veneziano. Boom. 2 laps left. Next time by will be your final lap. 2 laps remaining. Calma. Dai ragazzi, dai. C'è un ritiro della 1 ring, altro ritiro pazzesco. Perso troppi punti quest'anno. Pianino. Inizia l'ultimo giro, yellow flag, yellow flag. This is your final lap. Finisse. Final lap of the race. Anche Oliviero fuori dopo Giancarlo Fisichella. Pochi metri separano un veneziano. Mamma mia. Ragazzi. La macchina fa le bizze. La macchina fa le bizze. Pianino. Dai fioi, dai. Attenzione, la penultima curva. E signori, Juan Pablo Cume va a vincere il Gran Premio di Monte Carlo. Vittoria pesantissima, gli avversari molto indietro. E il mondiale si riapre. Nice work. That's P1. Yes. Race win. Oh yes, baby. Oh yes. E godo. Ragazzi, doppietta Williams e pole per il Cume, ragazzi. E si gode. Webber grande quarto. Ralph e Barrichello terzo. Schumi indietro. Non un momento meraviglioso per Schumi. Raikkonen addirittura ultimo. Per fortuna non è prevista pioggia per la gara odierna. Vai raga, sono 2 gare favorevoli da vincere. Clutch out. We're green. E andiamo. Stavolta per Barrichello terzo, voglio la doppietta Williams. Attenzione, ma cosa succede? Non ci credo. You've dropped down into P2. Try and take first back. Push for the win. Ma Ralph è un coglione, è venuto addosso Ralph Schumacher. You're leading the pack. P1. Incredibile Ralph, una pippa atrocissima Ralph.
Era fondamentale rimanere ai primi secondi per tenere Barrichello dietro. E Barrichello è secondo adesso, zio Ken. E bisogna vincere, altrimenti Barrichello riscappa via. 46 Barrichello, 39 Juan Pablo Cume, 38 Michael Schumacher. Un po' in difficoltà. Barrichello l'ha detto vuole il titolo. Ha detto, se ha vinto Irvine posso vincere anch'io. Primo giro andato, ne rimangono 9. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Schumi quinto. Barrichello secondo. Ralf Schumacher sesto. Mi sono sentito proprio... Mi ha colpito Fisichella ai box da Ralf, mi sembra. Adesso io mettiamo caso che finisce così, guadagno solo 2 punti sul primo. Ma perché? Regola anti-Ferrari. Yellow flag, yellow flag. Wilson. Salutiamo Wilson. Stiamo volando. Il muro dei campioni. Boom. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Attenzione, parcheggiata la macchina di Wilson in un punto un po' curioso. Mamma mia che ritmo che abbiamo in ste gare, ragazzi. Dove siamo favoriti, ecco, siamo favoriti. Ma anche la Williams comunque la sento diversa, ragazzi. Lo sviluppo della macchina non è sempre uguale. In certe gare andiamo meglio, in certe peggio. L'importante è che la macchina tenga duro. E se magari Barrichello fa un errorino. Per fortuna non piove, anche in qualifica tutto regolare. Finora i 3 podi sono 3 vittorie. O vinco o fuori dal podio per adesso. Stagione anomala. Mamma mia. Ferrari sul dritto è sempre un po' più veloce. Altro giro completato. Ancora non sboccia Fernando Alonso.
3 di vantaggio. Troppo Barrichello il secondo. E questo non va bene. Noi siamo praticamente a metà gara. Il Cume è a caccia. Addirittura Schumacher zona podio. Qua vado lungo. A questo punto sarebbe meglio che Schumacher deve superare anche Barry magari a questo punto. Magari si scontrano tra di loro, speriamo. Quattro e 7 sempre. Gara iper regolare per il momento. Sempre 4 e 7 rimane. Se no 5 e 2. Non so se rivale Schumi e Barrichello, veramente, perché Schumi ha fatto una bella rimonta, ma Barrichello veramente non molla in questi anni contro di me. La grande rivalità Barrichello-Veneziano. Barrichello, Schumi anche. Portiamocela a casa per piacere. Finora sono Wilson ritirato. Cinque e 1. Tensione alle stelle. 6 e 1. E Juan Pablotto, e Juan Pablotto. E boom. Just 3 laps to go now. 3 laps. Giro alla fine, ti enduro, come ti enduro. No! Mamma mia, miracolo. Miracolo veneziano. Ma quanto... Oddio, cominciano i problemi, Gomme forse usurate. Andiamo pianino. Tanto margine ne ho. Yellow flag, yellow flag. La macchina fa fatica adesso, Villeneuve, motore. Proprio nella gara di casa. Cosa succede? Rumori strani. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Laps, Remanang, sto perdendo. La macchina è un po' meno stabile.
Rumori molesti. Siamo a 6 secondi. Mamma mia. Dai raga, dai, inizia l'ultimo giro. Rumori strani dei box. This is your final lap of the race. Sta maturando il quinto successo per Veneziano, ma nonostante questo, o terzo, no quarto, non mi ricordo, comunque siamo i campioni, quelli che hanno vinto di più, ma non siamo primi, per un regolamento vergognoso. Gare tranquille, meno ritiri del solito in questa stagione. Ultimo ritirino e poi Juan Pablo Cume può festeggiare un'altra impresa. 2 vittorie consecutive, signori. Mondiale riapertissimo. Oh, e alza già il pugno Juan Pablo Cume. La Williams c'è, il Cume c'è, Montoya c'è. Winner, yes! Nice work, that's P1. Race win. Well done. È il ganador della carriera. Raga, mondiale strariaperto, Barrichello 54, Juan Pablo Cume 49, Schumacher 44. Ce lo giochiamo in 3, Juan Pablo Cume e i 2 ferraristi. Poi via tutti gli altri con Ralf, Kimi e Coulthard attardati. E complimenti a Trulli per i 22 punti. Costruttori, nonostante più vittorie, abbiamo 20 punti di distacco. Le vittorie appunto sono 5-3 per la Williams, con 4 di Juan Pablo Cume e 1 di Ralf, contro le 2-1 della Ferrari. Come poi siamo più equilibrati, 3 Ferrari, 3 Williams, 1 Renault, 1 McLaren. Dopo 8 gare abbiamo 4 vittorie, quindi abbiamo vinto il 50% delle gare, ma non basta. 3 pole, 4 podi, un ritiro. Finora è la stagione con meno ritiri. Nonostante questo però siamo indietro in classifica. Raga, un saluto dal Comandone Veneziano. Ciao!